non abbiamo detto né ieri e neppure oggi che siamo di fronte a chissà che, abbiamo solo detto guardate che sui contratti di lavoro sta accadendo che ci sono meno contratti precari e ci sono più contratti stabili. Questo è quello che si può leggere. Poi se sono in più o in meno lo dice l'Istat, non lo diciamo noi, e questo non ci può essere attribuito in nessun caso perché non è la nostra, come dire, è un commento che non abbiamo mai fatto, quindi per essere molto chiari bisogna dirlo in questo modo. Ma i dati del manifatturiero noi sappiamo che sono come posso dire, influenzati dalla relazione con i diversi mercati, perché abbiamo l'export che continua ad essere importante, positivo, ma ad esempio sull'export sappiamo che i problemi con la Russia hanno causato per quelle aree del nostro paese e per quelle tipologie di produzione che avevano nel mercato russo uno sbocco importante e hanno sofferto più di altri che magari se esportano negli Stati Uniti d'America oggi rispetto alla vicenda del dollaro si trovano con un elemento di vantaggio. Quindi non c'è un dato omogeneo per tutti, dipende naturalmente dalle situazioni. I dati del centro studi di Confindustria di ieri ci dicono che gli ordini sono aumentati significativamente, ma sono dati che noi prendiamo come ci vengono forniti, in questo caso da un istituto di ricerca che dice che questa è la situazione, ma noi dobbiamo cercare di essere, come posso dire, un pochino più tranquilli nel cercare di vedere le dinamiche delle cose. Non cambia tutto in un giorno quando si è alla coda di una crisi che dura da 7 anni.